Occasione della visita di Sua Santità a Reggio Puglia il 13 settembre per invitare Papa Francesco nel nostro comune, Riese Pio X, in occasione del centenario per noi così importante della morte di Pio X. Quindi Sua Santità l'aspettiamo a braccia aperte qui nel nostro comune, Riese Pio X. Era l'invito fatto a giugno del primo cittadino di Riese, Matteo Guidolina, a Papa Francesco. L'occasione è l'anniversario dei 100 anni della morte di Papa Pio X. 1000 gli impegni per il pontefice e per lui è stato impossibile arrivare nella terra natale di Papa Giuseppe Sarto, ma non ha mancato di accogliere in udienza a Roma autorità varie, tra cui il sindaco. È stato a Roma, è stato ricevuto da Sua Santità Papa Francesco e ha consegnato il premio San Pio X, che è stato dato proprio alla figura del Santo Padre quest'anno. È stato ricevuto mercoledì con l'udienza generale della diocesi di Treviso, assieme al nostro vescovo, al nostro parroco e anche ad altri amministratori. È l'incontro con un uomo che ti dà speranza, ti dà fiducia e indica anche sempre la strada della fraternità, della concordia, del rispetto, dell'attenzione verso gli altri, soprattutto quelli più poveri. Papa Giuseppe Sarto e Papa Francesco, tra di loro 100 anni e più di storia, ma molti sono gli elementi che li uniscono. Innanzitutto la popolarità. Con i mezzi di allora sappiamo tutti che Pio X era molto popolare, molto sentito dalla gente. E un altro tratto, Pio X, Papa Francesco, presentano i tratti della popolarità perché? Perché uomini del Vangelo. Tant'è vero che Pio X è morto nella fama di santità presso la gente, presso il popolo. In un periodo difficile tra crisi e guerre, Papa Francesco nelle prossime ore sarà a nord-est, a Reggio Puglia, al Sacrario Militare per il centenario della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Da Riese Pio X sarebbe molte le cose da richiedere al Santo Padre, ma per tutti una è più importante. Chiediamo veramente che il Santo Padre si ricordi di questo mondo che sta soffrendo. Sarà quello di indicare ai popoli d'Europa e non solo d'Europa la strada della concordia, della pace, e ce n'è veramente bisogno in questi anni, anche in Europa.